Trasferire un'azienda di 45 dipendenti da Casalza Ligure a Casella significa sconvolgere altrettante famiglie e ferire il territorio della Val Petronio, privandolo di un importante polo produttivo. Questo è ciò che è emerso dall'incontro, in cui il vescovo ha rimarcato l'attenzione della Chiesa chiavarese verso il mondo del lavoro. Monsignor Tanasini ha accolto la richiesta dei lavoratori di farsi portavoce delle loro ragioni verso la Aliaxis SpA, il gruppo a capo della Astore, e ribadire la necessità di ritrovare un valore nel lavoro che vada oltre le dinamiche manageriali. Ma il lavoro innanzitutto ci dà la dignità, la nostra posizione nella società. Qui poi gira intorno al lavoro, girano poi tutti gli aspetti della famiglia. Ora, noi abbiamo sollevato questa problematica che la famiglia viene messa in estrema difficoltà nel momento in cui la sede di lavoro si allontana così tanto da casa. Una delle parole più ricorrenti durante l'incontro è stata comunità, intesa sia come quella dei cittadini di Casalza Ligure, come nucleo familiare di ogni lavoratore e come gruppo formato dai 45 dipendenti dell'Astore. Noi siamo uniti in questa battaglia, siamo 45 dipendenti, passiamo insieme più di 8 ore al giorno tra noi, quindi ci conosciamo perfettamente gli uni con gli altri, conosciamo magari le problematiche di uno piuttosto che di un altro e quindi ci si sostiene anche in questo senso. Quindi sì, facciamo comunità in questo senso ed è importante a nostro avviso portare avanti questa battaglia in modo unitario.